Compie 44 anni l'AIPM è l'agenzia indipendente più longeva d'Italia. La più longeva d'Italia. Io sarei anche il pubblicitario più longevo fra i pubblicitari in attività. Quindi insomma è un merito che non so quanto possa essere importante, ma per me lo è. Che sa stare al passo con i tempi. Infatti è giunto alla 30ª edizione il Master sulla comunicazione digitale, organizzato proprio da AIPM, che oggi a Udine ha proposto un aggiornamento soffermandosi in modo particolare su Instagram. Ora sta esplodendo l'opportunità, direi, non tanto la moda, di essere su Instagram anche per non solo visibilità propria, ma soprattutto per promozione da parte delle aziende in ambito B2B o B2C o e-commerce, che dir si voglia. Nei giorni scorsi è stato anticipato il bilancio aziendale e avete deciso di distribuire parte degli utili ai dipendenti. Abbiamo lavorato più del previsto, abbiamo anche guadagnato un po' più del previsto e allora questa parte di guadagno ho ritenuto opportuno distribuirla fra anche i dipendenti dell'agenzia. Mi spieghi in che cosa consiste questo progetto Solo Grazie? In sostanza, facendo no profit, voi riuscite a fare profit. Che consiste nell'offrire gratuitamente servizi di comunicazione per fare volontariato, raccogliere fondi, eccetera, a tutte le associazioni no profit che si occupino della tutela della persona. Questo che cosa ha portato? Ha portato a creare un clima interno fra i nostri collaboratori di piacere, di entusiasmo, di soddisfazione, che come riflesso ha portato ad una maggior produttività, perché insomma merito forse anche di questo, le idee ci sono venute in maniera più originale, più brillante, abbiamo vinto più gare di quante pensavamo ed ecco il buon risultato che possiamo dire di vantare.